Benvenuti telespettatori e appassionati di volley a una nuova puntata di Sottorete. Quest'oggi per parlare di pallavolo maschile e di Futura Cordenons non sono sola, ho una graditissima ospite, la DS del Futura Cordenons, Anna Fenos. Buonasera Anna. Buonasera a tutti, grazie. Penso che sia la persona giusta per parlare di pallavolo maschile, per parlare della sua società, insomma è una persona che tantissimi conoscono in questo ambiente. E iniziamo subito perché il tempo non è molto, quindi vorrei un po' parlare con te, con la prima squadra, quella che milita nel campionato di Serie B2 maschile Girone C, che ieri in un derby si è fatta valere. Hanno fatto una splendida partita, non pensavamo perché in andata quando siamo andati a Monrupino veramente ci hanno fatto fare una figuraccia, abbiamo perso 3-1 ma a pallate in faccia. Mentre ieri hanno giocato una splendida partita e abbiamo vinto noi 3-1 cercando di fermare i vari Cante, Jeroncic, Cetolo e Peterlin e tutti quanti. Li abbiamo contenuti magnificamente, siamo stati molto contenti, io sono molto contenta. Magnificamente, perché il primo set lo avete perso ai vantaggi e poi insomma i parziali sono stati abbastanza decisi. Notevoli. No, il primo set addirittura loro erano in vantaggio in tutti e due i time out tecnici, ma di gran lunga all'inizio sono partiti veramente a bomba e poi siamo riusciti a contenerli e a sovrastarli, anche questo mi è piaciuto molto. E siete tornati alle vittorie, perché ho fatto una breve statistica: dopo la pausa di Natale 7 vittorie su 10 partite, un ruolino di marcia da alta classifica. Sì, è notevole. Quest'anno abbiamo sofferto un po' all'inizio perché abbiamo cambiato molti elementi, abbiamo cambiato il palleggiatore, abbiamo inserito un sacco di ragazzi giovani. Qualcuno che non era abituato a giocare titolare come Pegoraro ha giocato titolare, l'abbiamo messo al posto di Corazza e che non è poco, ci sta ripagando a 1000 perché sta giocando veramente molto bene. Però nel primo periodo abbiamo sofferto molto e abbiamo perso un sacco di partite. Adesso è una soddisfazione vederli giocare. Io ho avuto fiducia in loro, ho continuato ad avere fiducia in loro nonostante tutto comunque. E infatti ho anche letto sulla stampa le tue dichiarazioni. Sì. Confermiamo questa rosa, confermiamo questo allenatore, giocatore, sì. Saraceni, con un'esperienza in Serie A, che sì. Non è poco per la nostra regione. Sì, un'esperienza notevole non solo in Serie A ma anche in nazionale. Lui è stato tanti anni e poi ha giocato all'estero e poi è uno che vive di pallavolo e mastica pallavolo tutto il giorno, insomma. Per cui ho avuto fiducia in lui, che avevo conosciuto in uno dei raduni, un collegiale, e si è presentato lui qua, vive a Udine, e mi ha contattato e ho approfittato della sua presenza a Mambassa. Tra l'altro noi l'abbiamo intervistato l'anno scorso e ci ha detto: ho scelto Cordenons perché nel panorama delle squadre regionali mi è sembrata quella che lavorava di più sui giovani, che sì. Aveva un progetto che poteva essere anche il mio. Tra l'altro Saraceni, una persona piacevolissima, una persona sì, veramente sì. di livello al di là dell'atleta. E quindi sì. Direi che a questo punto siete a 4 lunghezze dalla zona rossa, diciamo, da quella da evitare, sì. Però sì. Con un trend positivo che promette bene. Sì, adesso il trend è notevolmente positivo, i ragazzi ci credono, adesso hanno una fiducia illimitata nell'allenatore, lui potrebbe dire buttatevi giù, che loro si buttano, veramente è bellissimo da vedere, è piacevole in allenamento, piacevole in partita, anche se qualche altra partita la perderemo sicuramente. Insomma. E una menzione anche, prima di parlare dei giovani, che insomma è il pezzo forte di questa società, e una menzione anche a un libero che ho visto giocare ed è veramente superlativo, novello, ed è veramente un giocatore che secondo me può essere anche un esempio come per gli altri. Sì, ma non è solo lui da portare come esempio, perché ieri abbiamo fatto giocare anche Andrea Cisolla, che con i suoi 43 anni è stato premiato come miglior giocatore, ha fatto una partita splendida, cioè io dico ok ai giovani, ok tutto quanto, ma perché buttare via questi vecchi quando giocano in questa maniera? Veramente notevole. Non mollano. Tra l'altro che questa è una bella vittoria
un'abitudine che avete in palestra di premiare alla fine della partita un giocatore il più meritevole, quello che si è distinto insomma, sì. durante la partita da parte del vostro sponsor, Sì. Piera Martellozzo. Piera Martellozzo offre il vino che noi poi regaliamo al miglior giocatore. Sì. Che è uno sponsor anche che partecipa parecchio. No, Perché lei c'è tantissimo, sempre... ci tiene tanto. Lei è venuta a vedere un sacco di partite, ultimamente salta un po', ma spero che le passi e che ritorni. Ci è molto molto vicino la signora Piera, sì. E allora passerei un po' a parlare, l'hai già accennato tu, ai giovani che avete in società. Futura Cordenons, lo dico io, allora ha donato o comunque dato moltissimi giocatori a serie maggiori e anche ad altre squadre della regione, giocatori di livello. Sì. Ne ha sfornati un bel po'. Sì. Ne ha sfornati un bel po' perché si inizia da piccoli. I ragazzi devono cominciare da piccoli perché non puoi improvvisare. I casi come Lucchetta o altri giocatori che hanno cominciato a 15-16 anni, devi essere veramente un talento notevole per venire poi, per emergere. Noi cominciamo con i ragazzini piccolini, sì, massimo devono avere 12 anni per poter cominciare, ma se no ultimamente io comincio con bambini a 7-8 anni. E quelli, difatti adesso la sfornata dei nostri under 15 che stanno andando a 1000 è perché hanno cominciato tanto presto, si sono trovati come gruppo, si divertono tantissimo e lavorano tanto. È una nostra prerogativa adesso di avere il giovanile buono. Altri allenatori mi hanno detto che è importante che i bambini inizino presto perché non sono tanto abituati proprio a muoversi e quindi iniziare anche con la motricità, non solo con la pallavolo vera e propria, Certamente. proprio da piccoli. È una cosa che tu, insomma, dalla tua esperienza puoi confermare? Guarda, io insegno da 40 anni e ho visto che mentre i ragazzi di una volta, quando ho iniziato a giocare, avevano dei prerequisiti di base notevoli, perché giocavano all'aria aperta, giocavano fuori, vari tipi di giochi, i ragazzi di adesso purtroppo questi prerequisiti non li hanno. Allora li dobbiamo costruire in palestra, cercando di emulare quello che trovano fuori, e devono fare tanta motricità generica e poi cercare di sopperire quello che loro non fanno, perché i ragazzi di oggi purtroppo hanno tantissima tecnologia e noi in palestra di questo soffriamo parecchio. E quali sono le categorie, a parte i piccolissimi, che avete? Se arrivate fino all'Under 15 e dopo sono già pronti? No, facciamo, ci manca solo l'Under 19, noi facciamo dal mini volley, Under 13, Under 14, 15, 17 e facciamo anche una prima divisione per far giocare i ragazzi che non rientrano nella B2 e facciamo quella. Giustamente, perché insomma continuino a venire in palestra, che fare è importante, sì, sicuramente. Sì. E anche che i ragazzi hanno ottenuto buoni risultati nel tempo, anche nei tornei. So che partecipate anche a tornei internazionali, comunque c'è anche questo tipo di attività nella vostra società? Partecipare a tornei un po' meno, cioè noi facciamo bene i nostri campionati, certo, perché la nostra attività è veramente tanto ampia. Sicuramente. Sì, devo ricordare, tra l'altro parlavamo prima degli atleti che sono venuti fuori dal nostro vivaio, devo ricordare anche il signor Preti che sta giocando in Serie A, devo ricordare il campione italiano, il signor Anghieri, adesso che ha vinto il titolo italiano di beach volley, questo per fare qualche nome. Non è poco. Che non è poco, veramente, vincere un titolo italiano come ha fatto Alex è stata un'impresa mega. Di beach volley mi hai dato l'imbocata, però ne parleremo nella seconda parte, quindi restate con noi perché approfondiremo un po' questo argomento. Io approfitto però per dire che nella società Futura Cordenons gioca anche il fratello di un alzatore più noto, che è un alzatore della Viteria 2000 Prata, è bravo come il fratello, il più piccolo? Il piccolo è bravo come il fratello, anzi qualcosina in più a quest'età. Cioè, secondo me Andrea ha 15 anni, 16 che ne ha adesso, lui è del 99, e forse
forte tanto quanto Luca, anche se gli altri dicono di no, io penso proprio di sì. Ci credi? E un piccolo aneddoto: quando siamo stati a fare la puntata sul beach volley, del quale parleremo dopo, l'ho riconosciuto al volo, il fratello di Elena, perché è proprio uguale, anche le movenze proprio quando gioca sono uguali. Ha voluto anche lo stesso numero, cioè, e quindi uguale, proprio segue assolutamente le orme, naturalmente palleggiatore anche lui. È chiaro, non stiamo neanche a parlarne. Però nel dettaglio, quali sono quindi le categorie giovanili? Volevo riprendere un po' da lì. Il mini volley, abbiamo la squadra under 13 e la squadra under 13 che fa il campionato regionale 6x6, ma anche il 3x3, abbiamo 2 squadrette che fanno il 3x3. Poi abbiamo l'Under 14, l'Under 15, l'Under 17 e la prima. E quindi sono tantissimi. Sì, quanti sono? Una settantina di ragazzi. Non è poco, perché abbiamo ospitato, infatti abbiamo ospitato diverse allenatori e squadre maschili in Serie C, di Serie C, e tutti un po' si lamentano del fatto che non si riescono a fare i campionati, c'è questo problema del numero di atleti nel maschile specialmente. Ma allora voi come fate? Questa è la domanda. Tanti sanno che lavoriamo bene e probabilmente ci arrivano lì anche per quello, perché ci arrivano ragazzi da paesi vicini, da paesi, vengono spontaneamente. Alcuni, avendo la fortuna di essere insegnante alla scuola media, alcuni li ho invogliati io come insegnante. Li ho indirizzati spontaneamente alla pallavolo. Un'altra domanda che è un po' più personale: la tua attività è sulla pallavolo, sulle società di pallavolo, ma anche sull'attività estiva. Penso che un tipo di attività del genere nasca proprio da un'esigenza tua personale, cioè da una motivazione più alta che non è solamente quella di divulgare lo sport. Non lo so, perché hai deciso di affrontare questo tipo di attività? Perché io quando facevo atletica purtroppo ho avuto qualche allenatore, ma nessuno che mi seguisse tecnicamente ad alto livello. Quando mi chiamavano ai raduni nazionale io mi copiavo gli esercizi che poi mi facevo da sola a casa, quindi ho sofferto tantissimo di questo fatto, di non avessi avuto un allenatore che mi seguiva come avevano le altre ragazze, forse avrei fatto un po' di più. Per cui cerco di dare ai ragazzi quello che io non ho avuto, voglio dare, non so, l'allenatore come il dirigente, come tutte le cose di cui loro hanno bisogno, ed è una cosa che è più forte di me. Sì. Allora, con questa bella conclusione andiamo a chiudere la prima parte di Sottorete e rimanete con noi, perché nella seconda parte si parlerà di una cosa molto divertente, il beach volley. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo D'Or 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del Gruppo D'Or 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile.
Ricerca e innovazione fanno del Gruppo D'Or 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, Gruppo D'Or 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Rientriamo in studio per la seconda parte di Sottorete per continuare a parlare con Anna Fenos di pallavolo maschile, ma non solo, adesso lo vedremo, e ne approfitto per dare alcuni risultati importanti della B2 femminile. B2 femminile nella quale la San Giorgina vince 3-1 sulla full spot e per un solo punto non è in zona rossa, e il Chions invece perde e adesso la situazione si fa veramente critica. Sarà importante per le ragazze di Sellan guadagnare qualche punto per sperare almeno in un ripescaggio a fine stagione. La Libertas Trieste vince per 3-2 sul campo del Giorgione e rosicchia un solo punto alla capolista CDA Talmassons, che era chiamata in un big match a ben figurare. Le ragazze di Castegnaro hanno lottato a lungo contro la squadra della centrale Crozzolin, ma purtroppo non l'hanno spuntata al quinto set. Niente paura però, perché la CDA è confermatissima al primo posto a 6 punti di lunghezza da un'altra regionale, l'abbiamo detto, la Libertas Trieste, e quindi campionato tutto da seguire. Un grandissimo in bocca al lupo alla CDA Talmassons per questo finale, che sulla carta dovrebbe essere piuttosto semplice, ma abbiamo visto che è successo
successo qualche risultato a sorpresa. Ne approfitto anche per ricordarvi che vi potremo offrire la diretta streaming delle finali della Final Four di B2 femminile che si giocherà alla Tisana, e richiamo in causa Anna Fenos dopo questo excursus sui risultati di B2 per chiederti se segui un po' la pallavolo femminile regionale. Seguo i risultati soprattutto di Chions, sì, e anche quelli di Martignacco, perché c'è il nostro ex allenatore, c'è Jacopo Cuttini, ma seguo un po' tutto, sì, li seguo. E allora, se parliamo di Jacopo Cuttini, parliamo di un allenatore che è passato dal maschile al femminile, sì. E tu che sei passata dal femminile al maschile, e sì. Come mai questa metamorfosi? Ma diciamo? Io quella volta allenavo l'USC e ero arrivata a un bivio, ero un po' stanca con le donne, e ti dirò che ho cominciato a allenare i maschi per mio figlio, perché c'erano un sacco di richieste di maschietti che volevano giocare a pallavolo anche loro quando insegnavo a scuola. Me lo chiedevano, e avevo Gianluca che aveva 10-11 anni, aveva dei compagni meravigliosi in classe. Abbiamo cominciato per divertimento con un allenamento alla settimana e abbiamo cominciato dal mini volley, e da lì mi sono appassionata e poi abbiamo fondato la Futura. È stato un piacevole esperimento portare l'esperienza del modo di lavorare nel femminile, che era molto più tecnico, al maschile, dove sentivo che lavoravano in maniera diversa. Io ho portato la mia esperienza al maschile e mi è piaciuto molto, mi è piaciuto il mondo dei maschi e ci sto molto bene. E quindi c'era qualcosa da costruire, qualcosa di nuovo. Mi sembra che sei sempre proiettata verso il futuro, qualcosa di nuovo da fare. Assolutamente sì. E hai parlato di Jacopo Cuttini, sì. Penso che abbia lasciato un ottimo ricordo a Codenus. È stata un'esperienza meravigliosa, è stato con noi 5 anni. Abbiamo lavorato benissimo insieme, siamo cresciuti assieme, credo che l'esperienza che lui ha acquisito da noi gli sia servita, ma anche a me lui ha dato parecchio. Tra l'altro un allenatore molto tecnico, sì. Da questo punto di vista, intercambiabile dal maschile al femminile, questo aspetto è e lui molto, ha portato molto al femminile le cose acquisite coi maschi, per cui credo sia stato un successo anche quello. Tra l'altro ne ho parlato con lui, infatti per esempio la gestione dell'opposto, l'opposto che è un posto fortissimo, Margherita Bianchin, sì. Sta un po' gestendo un po' alla maschile, proprio come martello, opposto martello, un po' quello che si può vedere nelle squadre maschili. Ne approfitto per dare il risultato, perché anche lui è rimasto contento dopo questo turno, perché ha vinto l'Itas Cittafiera Martignacco, ha vinto contro la Liugio Modena, ma il risultato che salta un po' agli occhi è questa automatudine che anche loro dopo la pausa di Natale sembrano rinate, e hanno costretto la capolista al tie break, vincendo i primi 2 set e poi andando a perdere al quinto. E quindi complimenti anche alle ragazze di Mauro Relato, e ricordo anche che Jacopo Cuttini ha conquistato la salvezza questo fine settimana, la matematica salvezza. Anche lui è una persona alla quale piacciono le sfide, perché comunque ha preso una squadra che era una squadra giovanissima, giovanissima, veramente sì. Una cosa, un impegno molto ma le fa lavorare parecchio, so che le fa sì, lavorare sì, molto. si lavora molto in palestra, si lavora molto in palestra anche a Cordenons. Sì, sì. Sì, ma non come loro lavorano veramente tanto, sì. Allora se lo dici tu ci ma crediamo. loro sono da costruire, i miei insomma sono già fatti, ma poi è un lavoro diverso. È un lavoro diverso. Siccome l'attività in palestra non è abbastanza per te, è troppo poca, organizzi e gestisci anche un centro estivo che si chiama Centro Estate Viva. Esatto, sì. E che ha dei bellissimi campi di beach volley. Sì. E che organizza anche dei corsi all'interno di beach volley. Sì, quest'anno faremo l'accademia di beach volley, anzi a fine maggio organizzeremo un corso per maestri di beach volley, chi volesse partecipare, 30 e 31 maggio per i nuovi maestri di beach volley. Stiamo adesso adeguando i campi, stiamo allargando i campi, perché i primi di giugno faremo, a metà giugno, dal 10 al 14, una tappa del campionato italiano, l'apertura proprio del campionato italiano di beach volley maschile e femminile. Quest'anno per la
prima volta. Abbiamo già fatto un anno un esperimento quando però si facevano gli Open col femminile, ma quest'anno facciamo maschile e femminile assieme e per me sarà una grandissima sfida. Sì, perché noi ci siamo stati 2 anni fa ed è veramente, ci vuole un'organizzazione proprio molto rigida, anche se l'ambiente sembra un po' così divertente, un po' estivo, così, però l'organizzazione di un torneo ufficiale deve essere... Stai scherzando? È venuto l'altro giorno Riccardo Blandino da Roma per controllare come sono fatti i campi, per mettere a posto tutto, deve essere, cioè è venuto 4 mesi prima, insomma, non è una cosa, sì, da sottovalutare. Un altro aspetto, nel Futura Volley c'è un team, non sei da sola, il presidente è sempre lo stesso, Tulisso, sì, Roberto Tulisso, sì. Dall'inizio, tu sei un po' l'immagine, perché effettivamente quando si pensa al Futura Volley la tua immagine, insomma, viene fuori, non è possibile, insomma, in tutte le foto, dappertutto ci sei, dappertutto, ci sei sempre, però c'è anche un team di persone che lavorano sempre con te, oppure nel tempo sono cambiate, a parte gli allenatori? Ma nella Futura dici? Sì, sì. Il presidente è sempre lo stesso, da quando siamo nati, che Roberto Tulisso, il nostro presidente. Poi nell'arco degli anni sono entrate un sacco di persone, chiaramente entrano genitori nuovi, di ragazzi nuovi e cerchiamo di coinvolgere loro come dirigenti, però c'è un gruppo di dirigenti che è sempre più o meno sempre quello. E questo gruppo lavora anche al Centro Estate Viva o sono 2 cose completamente separate? Sono 2 cose diverse. Alcuni personaggi lavorano anche al Centro Estate Viva, ma sono indipendenti, perché Tulisso non ne vuol sapere di beach volley, ad esempio. No, è un purista. Mi dà una mano, sì, ma non vuol saperne, non è che venga ad aiutarmi quando facciamo tornei. Cioè, lui c'è, però da lontano. È capitato anche che qualche atleta, ne abbiamo parlato prima di sfuggita, dall'indoor passasse all'outdoor e diventasse forte. Diventasse veramente forte, sì, perché Ranghieri era stato preso anche nei vari raduni con la nazionale juniores, ma ha fatto la sua escalation nel beach volley proprio diventando l'anno scorso campione italiano, e lì è stato veramente un'ovazione. Tu sei riuscita a vederlo? Sì, sì, sono andata giù, eravamo tutte, lo staff del centro estate c'era, sua mamma compresa che fa parte dello staff, eravamo lì a vedere la finale, sì. È stato bello. E quindi è uno staff al femminile, il femminile mi fa pensare che sia piuttosto la presenza femminile. È nutrito, sì, ma come la Futura quando è nata eravamo 9 donne, quasi tutte insegnanti, 9 donne e un unico maschio, abbiamo fatto lui presidente, e nel centro estate anche lì siamo tante donne, è vero. Però abbiamo maschi che collaborano con noi. Sì, sì, ma a me fa piacere che ci siano molte donne, è una cosa bella e anche giusta. Quest'anno, per esempio, nella B1 femminile sono riuscita a intervistare una allenatrice che non è male, mi è capitato per la prima volta, devo dire, è una persona veramente, veramente grintosa della Sportiva Volley, e tra l'altro li salutiamo se ci vedono, magari via YouTube, ci fa molto piacere. Per quanto riguarda questa attività, quella del Centro Estate Viva, vi rivolgete soprattutto a bambini, adulti, come funziona? Beh, normalmente noi facciamo, intanto io ho la collaborazione, sono responsabile regionale del beach volley, no? E, mi rivolgo a tutte le categorie, io faccio per la provincia e per la regione il campionato provinciale e regionale di tutte le categorie. A metà maggio noi faremo la manifestazione provinciale di mini beach volley e lì uno schianto, perché metto su 20 campi a vedere che giocano sulla sabbia, questi sono proprio belli. Però facciamo l'Under 12, l'Under 13, 14, tutte le categorie. E si può rimanere informati sulle attività che fate? Assolutamente, noi abbiamo un sito sul nostro sito, ma anche abbiamo la pagina Facebook, e quindi, ma poi di solito c'è anche il link con la regione che manda al nostro calendario tutte le attività che noi facciamo. E quindi è molto interessante, bisogna assolutamente seguirlo, perché tra l'altro è un'attività divertentissima. Sì, molto piacevole, bello da vedere, bello da vedere.
Allora, siamo arrivati quasi alla fine di questa chiacchierata con Anna Fenos e ce ne sarebbero ancora da dire, magari ci troveremo sui campi proprio perché così sarà anche più divertente, più piacevole per noi, per te sarà impegnatissima probabilmente nell'organizzazione. E vi ricordo che in questo fine settimana seguiremo in diretta streaming quello che sarà il big match della B2 femminile, ovvero la CDA Talmassons in casa alle ore 18 di domenica contro la Spes Belluno. Una partita assolutamente da seguire, perché sulla carta almeno questo potrebbe essere uno degli ultimi ostacoli della squadra di Stefano Castignaro per una storica promozione in B1. A questo punto siamo arrivati a 6 giornate dalla fine, bisogna dirlo, non ci si può più nascondere, e quindi seguiteci sempre sul sito www.fvgsportchannel.com per rimanere aggiornati sulle dirette streaming, sulle attività del nostro canale. Non mi rimane altro che ringraziare Anna Fenos per averci fatto compagnia. Ringrazio io a voi per avermi dato la possibilità di parlare di tutte le cose che noi facciamo. Grazie mille. Grazie a te, ci rivediamo presto, ci rivediamo sui campi, e a voi tutti i telespettatori ci rivediamo la prossima settimana sempre a Sottorete.